Giovani, buonasera, video breve, brevissimo, perché ci sono tanti aggiornamenti quest'oggi, soprattutto su Kvara, perché il Napoli potrebbe clamorosamente tenersi il giocatore, perché Kvara chiede 6 milioni e una clausola da 140 milioni, quindi si potrebbe, e dico si potrebbe ragazzi, provare a trattenere il giocatore. Qualora il Napoli non ci dovesse riuscire, ragazzi, ci faremo il segno della croce e diremo, anzi, grazie per tutto Akbar, ci hai fatto vincere lo scudetto, ci hai fatto godere, ti auguriamo il meglio. Allora, però, ultimamente, no, perché sapete, no, io seguo molti social di qua e di là, io non li uso, cioè uso Facebook, Instagram non lo uso, anzi, soprattutto in descrizione trovate il gruppo Telegram, se volete, quello lo usiamo. Siamo quasi 1000 e passa, 1500 iscritti, una cosa del genere. Comunque, passateci. Notizie H24 del Napoli e tutto. Io sento Auriemma, il sommo Auriemma. Poi questa sera ci sarà il post partita della finale di Champions League, non vi preoccupate. Il sommo Raffaele Auriemma che dice, ma se Kvara va via non è la fine del mondo, se ne trovano degli altri di Kvaratskhelia. Tu veramente stai facendo? Auriemma? Auriemma, veramente stai facendo? Ma tu veramente sei così stronzo? Veramente sei così leccaculo? No, perché a me... Cioè, a me viene da ridere, ve lo giuro, a me viene da ridere. Perché uno che dice così significa che allora Kvara tu lo vuoi dare via. Lo diamo via, tanto che ce ne frega, tanto ce n'è un altro, non vi preoccupate, si trovano. Giustamente i talenti noi ritroviamo ogni anno, i talenti puri, no? Li troviamo ogni anno. Ragazzi, è tutto assurdo, è tutto così assurdo, veramente. Io ve l'ho detto, se Kvara dovesse partire, naturalmente dispiace perché il ragazzo ti ha portato uno scudetto e ci siamo affezionati a Kvara. Più a Kvara che Osimhen, sono sincero, e non lo so perché, però con Kvara è stato amore a prima vista. Comunque, tralasciando questo, veniamo a Giuffredi, quindi notizie belle flash, no? Giuffredi, sinceramente, ci rutto cazzo, sinceramente. Io spero che la SSC Napoli ti denunci, perché stai facendo delle uscite veramente, veramente ridicole, veramente stai iniziando a rompere seriamente i coglioni, Quindi, caro Giuffredi, cerca di non rompere il cazzo, scusatemi la parola, cerca di fare il tuo. Se tu vuoi mandare via pure Mario Rui, l'unico che devi portare via è Politano, secondo me, perché Politano secondo me non merita di stare a Napoli, anzi, spero che Conte all'Instorm gli faccia fare una bella stagione. Spero che non vendano l'Instorm, perché ragazzi, credetemi, è 10 volte Politano. Però, caro Giuffredi, la SSC Napoli te l'ha detto Di Lorenzo, non è cedibile e non devi rompere più i coglioni. Basta, hai rotto il cazzo. Prima Mario Rui, prima Di Lorenzo, poi Mario Rui, mo ci metterà di sicuro Politano. Vuoi andare via? Vuoi non andare via? Porta l'offerta, se vuoi andare via, porta l'offerta da 20 milioni della Juventus e poi ne discutiamo. Non è detto che se porti l'offerta in Napoli l'accetti, però portami 10 milioni, 15 milioni per Politano e siamo tutti felici e contenti. Detto questo, Conte, siamo a giorni, ora da domani ogni giorno è buono per essere annunciati, si parla di martedì come data. Io spero arrivi domani, anzi io spero arrivi lunedì la conferma di Conte, perché sono a casa, almeno ci facciamo un bel video, una bella diretta quando arriva Conte a Napoli, godiamo tutti. E quindi manca veramente poco per arrivare ad Antonio Conte. Tutti quanti che mi dicevano, dici stronzate, tutto in quel posto, avete visto, Neapolis poi alla fine ci ha avuto ragione. Quando io vi dicevo Conte è vicino, Conte non è saltato, diamo tempo e Manne Juventino potrebbe parlare con Conte. Hai visto? Tu gira e rigira, Neapolis teneva ragione. Comunque, Giuffredi, si comunque una lotta.